La rassegna stampa. Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa affidata a Giulio Cainarca. Grazie a Giulio Cesare Carnelli, un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, appunto sono le 7:30, lunedì 20 novembre. Questione pratica, ieri non è andato in onda niente in diretta perché siamo rimasti a piedi con il regista, ne abbiamo uno solo in questo momento, quindi la programmazione sarà ridotta, tipo più o meno quella estiva per qualche giorno, fino a che ovviamo al problema. Intanto, vi ricordo il sito radiolibertà.net, vi ricordo anche la pagina Facebook di Radio Libertà per vedere quello che va in onda con tutte le modifiche del caso, perché più o meno faremo il palinsesto estivo avendo un solo regista in questi giorni. Ripeto, poi nei giorni prossimi vedremo di ovviare anche a questa questione. E dicevo, andiamo subito a vedere la prima pagina dell'agenzia ANSA che si apre con l'arresto di Filippo in Germania. Ha accettato l'estradizione. La fuga si è conclusa su un'autostrada vicino a Lipsia. Il ragazzo è in carcere a Halle e ci sono diluviate di pagine oggi su questa questione, commenti, prese di posizione, l'attacco della sorella della vittima a Salvini, lo vedremo dopo, in migliaia la fiaccolata per Giulia a Vigonovo, anche il papà e la sorella. L'autostrada tedesca dove è stato arrestato, eccetera. In Argentina, invece, è stato eletto l'ultraliberista Milei, nuovo presidente, ricostruiamo il paese, il suo motto. Martedì 1 minuto di silenzio nelle scuole, di nuovo per la storia dell'omicidio di Giulia. Bernini, la ministra dell'università, dice che Giulia avrà la sua laurea in ingegneria, la stava per prendere. Il padre di Giulia con gli inquirenti dopo il ritrovamento del cadavere. Giorgia Meloni avanti nella lotta contro le barbarie in relazione sempre all'omicidio di Giulia. Il 22 in Senato il disegno di legge. In primo piano ancora sull'agenzia ANSA John Fitzgerald Kennedy, a 60 anni dalla morte una famiglia, un'America divise, gli incidenti stradali, il quadro regione per regione, il Papa che canta O Sole Mio a una cena con alcuni volontari, bufera su Elon Musk, d'accordo con un post antisemita e poco altro da segnalare, a parte Sinner sconfitto ragionevolissimamente, prevedibilissimamente da Djokovic. In primo piano sull'agenzia ANSA di stamani c'è poco altro, andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani. Il Corriere della Sera mette in apertura la fuga finita, arrestato Filippo, era in Germania, il fermo in autostrada senza soldi né benzina, le ultime terribili ore di Giulia, scrive il Corriere, anche i genitori dell'assassino alla fiaccolata. Sembrava il figlio perfetto, dice il padre dell'omicida, il papà della vittima, ragazze denunciate. In intervista al ministro Nordi, io poi la vediamo un pochino più in dettaglio, si deve educare e fare attenzione ai segnali spia. Lei, lui, il buio dentro una storia, il pezzo di Marco Imarisio. Gli uomini non capiscono, scrive molto da par suo Beppe Severnini in prima pagina sul Corriere della Sera. Sinner dà applausi, ma il re è Djokovic alle finali ATP Tennis, sconfitto dal numero 1 del mondo, l'italiano, o meglio il sud tirolese, Yannick Sinner. Sulla questione di Israele e gli ostaggi, l'accordo ora è più vicino, dirottata una nave, scrive il Corriere della Sera, si aprono spiragli sulla liberazione degli ostaggi a Gaza. Un accordo sembra più vicino, continuano i raid israeliani nella striscia, gli Houthi dirottano una nave nel Mar Rosso vicino allo Yemen. Scrive ancora il Corriere in prima pagina. Ricerca a Cattaneo in 3 università del nord, universitari per il 46%, Israele come i nazisti, cioè praticamente un universitario su 2 ritiene che Israele si comporti come si comportarono i nazisti. Il dato, a dire inquietante poco, lo rilancia appunto il Corriere della Sera in prima pagina, una ricerca dell'Istituto Cattaneo sugli studenti di 3 università al nord. Israele uguale Hitler per il 46%, il 60% dei quali a sinistra. Tra chi vota a destra trovano più consensi le teorie cospirazioniste e sulla doppia realtà, le tesi anti-ebraiche nelle università italiane. Lasciamo con questo la prima pagina del Corriere della Sera.
L'ingiusta solitudine di Zelensky è commentata da Paolo Mieli. Vediamo il Fatto Quotidiano. Sugli ostaggi l'accordo è vicino, Netanyahu dichiara guerra a Biden, il Fatto è sempre ipercritico nei confronti del premier israeliano fin dall'inizio della risposta alla strage compiuta da Hamas il 7 ottobre. Stati Uniti e Qatar annunciano l'intesa tregua in cambio dei rapiti. Giulia ha preso Turetta, noi genitori lasciati soli col nostro dolore, a parlare in questo caso il padre di Chiara Gualzetti, uccisa nel 2021. E poi un giallo, un drone americano statunitense ammazzò un italiano, ma il PM insiste per archiviare, il cooperante Loporto, morto in Pakistan nel 2015. La frase sopra la testata, la frase del giorno del Fatto Quotidiano: dopo il feroce assassinio di Giulia Cecchettin, i politici morti di fama invocano una legge bipartisan, come se i femminicidi si evitassero vietandoli una volta al mese. E sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano: diritto allo studio, addio, gli atenei come beni di lusso. Il Fatto Economico, per la precisione, il dorso economico del lunedì: pochi fondi, borse di studio ai minimi, si laurea il 29%, ma la media europea è al 42%. Per gli alloggi soltanto il 5% vive in studentato, l'offerta privata è assorbita da turismo e affitti brevi. Così sul Fatto Quotidiano di oggi. A chiudere la prima pagina Massimo Novelli ricorda Augusto Monti, il professore di Casa Einaudi, maestro di Pavese, Ginzburg, Bobbio e Giulio Einaudi, l'editore per la pagina di cultura. Lasciamo il Fatto, andiamo a vedere anche la prima pagina del Giornale. L'apertura è sulla questione degli sciacalli del femminicidio, come li chiama il Giornale. Accusano il governo e non il killer. Filippo, arrestato in Germania. La sinistra punta il dito sul maschilismo veicolato dalla destra, ma i dati la smentiscono. Nel 2023 meno donne vittime. La lettera a una sorella è il titolo dell'editoriale firmato dal direttore Sallusti. La reazione dei familiari di Giulia alla notizia della terribile morte della figlia è ingiudicabile, qualsiasi sia. Detto questo, resta incomprensibile, scrive il direttore del giornale, il tentativo di buttarla in politica, come ha fatto ieri anche la sorella di Giulia, Elena, con un post, forse telecomandato da qualcuno o qualcuna a lei vicina, in cui se la prende con Matteo Salvini, perché la Lega ha votato contrariamente alla ratificazione della Convenzione di Istanbul, perché il ministro dei trasporti, Salvini, dubita della colpevolezza di Turetta, l'assassino, in quanto bianco, di buona famiglia, arrivando a concludere che è un omicidio di Stato, scrive la sorella della vittima. Tutto questo perché Salvini ha postato la seguente frase dopo l'arresto in Germania di Filippo Turetta. Bene, ha scritto Salvini, se colpevole nessuno sconto di pena, carcere a vita. A Elena, a cui va il nostro abbraccio, vorrei dire due cose, scrive Sallusti, e raccomandarle di stare attenta a cadere in trappole che amici interessati potrebbero tenderle. Ecco, a Elena dico per prima cosa che anche un bambino capisce che quel se è pleonastico, cioè superfluo, aggiunto alla verità successiva, solo per rimarcare che lui, Salvini, è un ministro e non un giudice. Per seconda vorrei ricordarle che tutti i governi italiani sono da sempre stati in prima linea nel contrasto alla violenza sulle donne. In Italia nell'ultimo anno i femminicidi sono in calo, siamo tra i paesi europei agli ultimi posti nella classifica di questo tipo di reato, ben dietro Germania e Francia, dove non governa la destra. Ma soprattutto, scrive Sallusti, vorrei dire a Elena che la psiche umana, oltre a un certo disturbo, non è regolabile per legge. Queste tragedie avvengono nonostante già oggi chi uccide una donna, in generale chi uccide chiunque, sa bene di andare incontro all'ergastolo, il massimo della pena in una società civile. E se in alcuni casi ciò non è avvenuto, non è stato per colpa dei politici, ma di una giustizia così così. Quella giustizia, per esempio, che poche settimane fa ha scarcerato un collega di Filippo che aveva ucciso la fidanzata con 50 coltellate perché obeso e fumatore. No, Elena, conclude Sallusti, tua sorella non l'ha uccisa lo Stato, è stata una persona criminale che se n'è infischiata delle regole decise dallo Stato, come avviene fin dalla notte dei tempi. Le miserie umane non hanno colore politico né padrini e sia io sia tu possiamo farci ben poco per azzerarle, scrive Sallusti alla sorella di Giulia Cecchettin ammazzata. In primo piano c'è anche il pezzo di Magdi Allam, la colpa araba, il sacrificio della Palestina in odio a Israele.
Il pezzo da pagina 1 volta a pagina 16, è un lungo articolo di Magdi Cristiano Allam. La Palestina non esiste e la colpa è degli arabi se non esiste la Palestina. Pur di distruggere Israele sacrificano il loro popolo. Nel 1948, scrive Allam, furono loro, i paesi arabi, a rifiutare la teoria e la pratica poi, perché si poteva realizzare, dei due stati. I docenti universitari che firmano appelli antisionisti e parlano di apartheid a Gaza non conoscono la storia. Chiedere la tregua fa il gioco dei terroristi di Hamas. L'articolo è molto lungo e assai interessante, come in genere le cose che scrive Magdi Cristiano Allam. Sempre dalla prima pagina del giornale di oggi, la denuncia dell'ordine dei commercialisti. Troppi sono finiti nel mirino dei magistrati. La denuncia la raccoglie Luca Fazzo, pagina 1 e pagina 13. L'ordine commercialisti denuncia una pioggia di avvisi di garanzia. Siamo finiti nel mirino, dicono i commercialisti italiani, rovinati anche se innocenti. Un ex consulente della procura osserva spesso l'accanimento arriva dai colleghi. Inchieste tributarie su revisori dei conti e membri di collegi sindacali si riversano sempre le colpe degli azionisti e sono spesso i commercialisti a fare i revisori dei conti. Nelle società, sempre dalla prima pagina poi del giornale, per gli under 18 da domani scatta la stretta sui cellulari, da domani via al blocco. Di che cosa si tratta? Sommariamente a pagina 18 del giornale, anzi 19, da domani scatta il blocco per siti porno e di gioco d'azzardo sui telefonini degli under 18, dei minorenni. È stretta sui baby cellulari. Ecco come funziona il nuovo parental control e quali sono i suoi punti deboli. Contenuti proibiti, accesso negato alle pagine che istigano a odio, suicidio, anoressia e abuso di droghe. C'è poi un'altra donna ammazzata malamente, ma di questa si parla molto meno, una dottoressa uccisa a colpo di fucile in quel di Reggio Calabria, a Seminara. Il marito è stato ascoltato dai pubblici ministeri, sarà risentito nelle prossime ore. Indagine sulla vita privata e professionale della dottoressa Francesca Romano, uccisa sabato mattina a colpo di fucile mentre tornava a casa in auto dopo un turno di guardia medica a Santa Cristina da Sporomonte. Nelle prossime ore potrebbe essere risentito appunto il marito, anche lui medico, Antonio Napoli. Proseguono le indagini della polizia per capire il contesto dell'agguato e dare un nome a chi ha sparato 2 colpi di fucile contro l'auto dei 2 coniugi, dopo che la donna ha concluso il turno di lavoro nell'ambulatorio di guardia medica. Tanto lasciamo la prima pagina del giornale e andiamo a vedere anche la prima pagina del Mattino di Napoli. Dal Mattino vi segnalo il virgolettato: ragazze denunciate, l'appello del papà di Giulia Cecchettin, la vittima dopo il delitto della figlia. Dal Mattino passiamo al Tempo di Roma, il quotidiano romano apre anch'esso con la notizia del fermo di Filippo Turetta in Germania, ma anche l'ultima follia della CGIL di Landini. L'emergenza Covid non è finita, dice Landini. Arriva il bonifico, a Marta Fascina la prima parte dell'eredità da 100 milioni di euro di Silvio Berlusconi, Elly Schlein va a caccia di alleati, primo no da Calenda, e poi Salvini, in attesa che la sua riforma del codice della strada diventi legge, dice meno incidenti stradali si sono verificati grazie ai controlli che si sono intensificati. Lo dicono i numeri, lo sostiene il vice premier Salvini, in attesa che la sua riforma, la riforma del codice della strada, diventi legge. Il ministro Salvini pensa anche a inserire nuovi corsi nelle scuole per aumentare la responsabilità dei giovani alla guida. Andiamo a dare un'occhiata adesso anche al Giorno, il quotidiano nazionale. L'apertura è sul caso Turetta Cecchettin, naturalmente, e poi oltre le parole mettiamoci anche la faccia, scrive la direttrice Agnese Pini. Dal Giorno passiamo a Repubblica. Il quotidiano diretto da Maurizio Molinari si occupa del killer Turetta, che aveva un piano, ma anche dell'annuncio fatto dal ministro Valditara: un'ora alle superiori per educare alle relazioni, è l'idea del ministro dell'istruzione e del merito. A centropagina il video che accusa Hamas: gli ostaggi erano detenuti nell'ospedale Al-Shifa, che era un po' il segreto di Pulcinella. La svolta in Argentina, l'ultrapopulista Milei è il nuovo presidente, poi lo vedremo un pochino più in dettaglio
Mentre da Repubblica passiamo alla Stampa di Torino, anche qui l'apertura è dedicata all'appello del papà della vittima, Giulia Cecchettin: ragazze denunciate per salvarvi. La ministra Roccella osserva: la rivoluzione deve partire dagli uomini. Giulia assassinata con 20 coltellate ha lottato per difendersi. E in taglio alto sopra la testata la questione di ChatGPT. 2 pagine dedica la Stampa a questa questione, pagina 28 e 29, anticipata in prima pagina. Chi ha paura dell'intelligenza artificiale? Il pezzo di Massimo Cacciari sull'inganno dell'ideologia carceraria, carcere, carcere, carcere non è la soluzione. Annalisa Cuzzocrea: la politica sorda protegga le donne. Yannick Sinner che dice: grazie Torino, pubblico meraviglioso. Tornando al caso di Giulia Cecchettin, è ipocrita negare le colpe dei maschi, scrive Gianluca Nicoletti. E poi ancora in prima pagina Shevchenko, l'ex centravanti del Milan dei tempi che furono, ucraino: scendo in campo per servire il mio paese, dice Andriy Shevchenko. Dalla Stampa passiamo alla Verità di Maurizio Belpietro. L'apertura è sulla CGIL che chiede soldi per il Covid, le proposte del sindacato. Landini e i suoi mandano in aula emendamenti alla manovra, tra questi l'incredibile richiesta di più assunzioni tra le forze dell'ordine per agevolare i controlli di misure connesse all'emergenza pandemica. Questo è il paese che sognano quelli della CGIL. In taglio alto, l'ex di Giulia preso in Germania, l'omicida di Giulia Cecchettin. Colpa dei maschi? No, scrive Francesco Borgonovo. Colpa di uno non abbastanza uomo, ma c'è chi vuole la rieducazione. Le interviste del lunedì a Claudio Borghi Aquilini, senatore della Lega, la vediamo dopo, così come quella di Carlo Cambia a Ettore Prandini, e al professor medico Giovanni Fraiese che chiede che il governo faccia analisi serie sui vaccini. Intanto ogni giorno mi chiamano con offerte sospette, pressing telefonico. Lo denuncia il direttore della Verità, Maurizio Belpietro, che racconta come sia perseguitato al telefono con offerte sospette. Buongiorno Maurizio, so che lei ha provato a cambiare gestore, ma la pratica non è andata a buon fine. Insomma, le rotture di balle che abbiamo tutti quando ci chiamano per sottoscrivi questo abbonamento, quell'altro della luce, dell'acqua, del gas, del telefono, eccetera. Dal governo dei migliori, intanto, un altro buco da 5 miliardi, era il governo di Draghi, che aveva tolto le concessioni autostradali alla famiglia Toto, che ha però vinto i ricorsi. Tra extra profitti, gas e superbonus il conto lievita. Il conto del governo Draghi si ingrossa dopo i guai causati da tassazione azzardata degli extra profitti, acquisti di gas a costi altissimi, trascinamento del superbonus, una sberla da 5 miliardi per risarcire il gruppo Toto sulla grana delle concessioni autostradali revocate in modo ritenuto scorretto dai giudici. Per essere i migliori ci costano molto cari. A chiudere, un'intervista a Umberto Orsini, 89 anni. La mia vera rivoluzione, dice l'attore, è continuare a recitare senza usare il microfono. Credo di essere tra gli ultimi in Europa che continua a recitare senza microfono. Questa è la vera avanguardia, dice Umberto Orsini, gigante del teatro italiano, che si racconta la verità, spiegando i segreti del suo inconfondibile timbro, custodito a 89 anni. Mario Giordano scrive la sua cartolina al caro generale Vannacci: che delusione, da suo difensore lei mi ha deluso, noi che l'abbiamo difesa fin dall'inizio, che l'abbiamo sostenuta, che l'abbiamo considerata un simbolo di quella libertà di espressione che riteniamo negata dal politicamente corretto, noi che abbiamo letto in TV i brani del suo libro, scrive Mario Giordano, noi che abbiamo difeso appunto il generale Vannacci e sperato che portasse un contributo nel rimettere dritto questo mondo al contrario, siamo rimasti delusi nel vederla ricorrere a una raffica di querele contro chi l'aveva attaccata, proprio così, dalle raffiche di mitra alle raffiche di querele. Non ce l'aspettavamo, pensavamo che un generale dei Parà, un comandante degli incursori, un militare abituato alle battaglie, sapesse affrontare i suoi avversari senza mettersi al riparo dei bolli del tribunale come un Renzi qualunque, e invece lei l'ha fatto. Ha scelto un avvocato di grido, Massimiliano Manzo, principe del Foro di Firenze, e gli ha fatto inviare citazioni a pioggia, fra i primi Pierluigi Bersani. Lasciamo con questo la verità, andiamo a vedere anche Libero, il quotidiano
diretto da Mario Secchi, apre con l'uso politico del caso di Giulia Cecchettin. La verità sui femminicidi che smentisce il PD. È in calo il numero delle donne uccise dai compagni. Italia sotto la media europea, la sinistra processa la destra patriarcale, ma solo questo governo ha agito, scrive Libero. Penoso gioco del PD per dare un colore politico a un assassinio, è il pezzo di Daniele Capezzone. Poi l'ultimo delirio della stampa di Torino, Schlein come Churchill, la stampa di Torino a firma del neo direttore Andrea Malaguti ha fatto questo paragone, un'intervista a Fausto Bertinotti, la piazza di Elly Schlein sembra un selfie, dice l'ex segretario di Rifondazione Comunista. E poi ancora Beato Silvio, l'uomo che è stato tutto, il libro di Buttafuoco recensito da Costanza Cavalli. Con ciò lasciamo anche la prima pagina di Libero, cattura l'occhio anche l'ultimo titolo a fondo pagina. È maschio anche papà Cecchettin, cioè il padre della vittima. Pensa un po', scrive Giordano Tedoldi. Con ciò lasciamo anche Libero e andiamo a dare un'occhiata alla prima pagina del Foglio, che a proposito di Vannacci mette un generale in prima pagina nella vignetta di Maccox intitolata Vecchia scuola. Generale, ci illumini è la domanda fuori campo. Cosa ne pensa dell'educazione sentimentale nelle scuole? Al che il generale risponde: l'ennesima scemenza. Ai miei tempi, se un ragazzo si azzardava a toccare una donna anche solo con un fiore, gli menavamo forte ma forte finché non la smetteva di strillare come una femmina. Intanto dal Sole 24 Ore del lunedì, sostenibilità, scatta la corsa ai bilanci green, obbligo a tappe dal 2024 al 2026, il numero dei report è ancora ridotto, ma è raddoppiato in 3 anni, il 46% da piccole e medie imprese, per quanto riguarda i principi ESG, la sostenibilità, l'ecologia, eccetera, eccetera. Il contenzioso, la mediazione va in archivio sulla delega fiscale, con il decreto di riforma resta solo la conciliazione anche in Cassazione. Nel 2022, scrive il Sole 24 Ore del lunedì, sono saltate 67.721 mediazioni tra fisco e contribuente su 93.000 istanze. Al momento il governo ha potenziato l'istituto della conciliazione in giudizio, che arriva anche per le liti in Cassazione, ma l'istituto nella fase di merito non ha dato risultati. Nel 2022 754 le conciliazioni su 193.000 definizioni nell'anno, insomma un flop la conciliazione, il contenzioso va avanti, la mediazione finisce in archivio. E lasciamo con questo anche il Sole 24 Ore. Italia Oggi 7 di Marino Longoni si occupa della qualità della vita, la 25esima edizione dell'indagine sulla qualità della vita di Italia Oggi, Ital Communication. Bolzano è la città migliore, Bolzano è la città del benessere, al secondo posto però Milano, che era al quinto posto nel 2022. Al terzo posto Bologna e poi Trento, Firenze, Padova, Parma, Monza, Brianza, Aosta, Pordenone. Questa è la top 10. La maglia nera si conferma a Crotone. Il fascino delle Dolomiti, il cuore pulsante della metropoli. Sul podio della qualità della vita 2023 la provincia di Bolzano, da sempre al top del bel vivere, era seconda l'anno scorso. A seguire 2 città metropolitane, Milano e Bologna, secondo e terzo posto, che confermano e migliorano la performance del 2022. Sono i risultati appunto dell'indagine di Italia Oggi e Ital Communication sulla qualità della vita in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma, giunta alla 25esima edizione. Un paese sempre più diviso in due è il titolo del commento del direttore Marino Longoni. Uno dei dati che saltano all'occhio nell'analisi della classifica sulla qualità della vita 2023 sembra essere la stabilità nelle posizioni che vanno dalla 50esima alla 107esima. Le prime 50 posizioni mostrano una certa dinamicità. Il paese è sempre più diviso in due, comunque la sentenza finale. Lasciate le prime pagine, adesso vi segnalo alcuni degli articoli principali, poi tra 5 minuti andiamo in pausa. Alle 8:20 con noi ci sarà Maurizio Bolognetti per la consueta finestra sulla questione che sta ponendo con il suo sciopero della fame, la libertà di espressione, la libertà di informazione, il diritto alla conoscenza, e ne parleremo anche con Mattia Feltri, che a questi temi si è dedicato spesso e che ci dirà la sua alle 8:20.
Mentre, dicevamo, tra gli articoli del giorno vi segnalo pagina 22 del Corriere della Sera, pagina 22 perché le prime pagine sono tutte assorbite dalla vicenda dell'omicidio di Giulia Cecchettin e ciò che gli ha ruotato intorno, ma lo vediamo tra poco. Pagina degli esteri del Corriere della Sera, da Buenos Aires, la corrispondenza di Sara Gandolfi. Ha vinto l'ultradestra, la definisce il Corriere, di Javier Milei, il neopresidente dell'Argentina. Un voto storico. Il peronista Massa ha ammesso la sconfitta e ha telefonato al rivale. Governerai per 4 anni. Javier Milei, nuovo presidente dell'Argentina, l'anarcocapitalista, tra virgolette, scrive il Corriere, ha sconfitto ieri al ballottaggio il peronista Sergio Massa con quasi il 56% dei voti, oltre 11 punti di vantaggio. È un'incognita per molti, vedremo come si comporterà. Repubblica la mette così: la svolta a destra dell'Argentina, l'ultrapopulista Milei, nuovo presidente, a metà dello spoglio il candidato peronista Massa ha ammesso la sconfitta. Mi congratulo con lui, auguri di buon lavoro. Gli scandali, le preoccupazioni per l'economia hanno avuto la meglio sui timori per i legami con la passata dittatura. L'assalto a market e ristoranti, scrive Repubblica, per paura della svalutazione, cosa alla quale gli argentini sono purtroppo per loro abituati. Tra le altre notizie invece del giorno, si era molto parlato delle pensioni dei medici, la manovra finanziaria del governo Meloni, la manovra può cambiare, scrive oggi il giornale, proprio sui medici, un maxi emendamento del governo a tutelare medici e dipendenti pubblici in generale che hanno maturato i requisiti. L'ipotesi di una stretta sull'indicizzazione delle pensioni più ricche. Il ricalcolo delle pensioni di determinate categorie potrebbe garantire risparmi per 33 miliardi in 20 anni, che sono altrettanti tagli ovviamente alle pensioni. Per quanto concerne invece la questione di Israele, vi segnalo 2 pagine del giornale, il giornale di Alessandro Sallusti, i tunnel di Hamas sotto l'ospedale di Al-Shifa, in un video anche i prigionieri, cioè gli ostaggi, portati nell'ospedale. Ostaggi, intesa vicina, dicono i media. E dall'altra parte l'altro articolo, il resoconto, il reportage dal nord di Israele, da Mahale, di Fausto Biloslavo, che racconta di un kibbutz italiano, tra virgolette, sul confine libanese. Giriamo armati contro Hezbollah. Il fronte nord di Israele è sempre più caldo. A Sassa evacuati gli abitanti, restano solo volontari in armi e un reparto dell'esercito, perché non sappiamo, dicono i cittadini israeliani, dove porterà l'escalation. Angelica, una delle persone che vivono in questo kibbutz, tra virgolette, italiano, sono una donna di pace, non avrei mai pensato di finire a raccogliere frutta con una pistola, con una beretta, dice questa cittadina italiana israeliana che vive appunto nel kibbutz di cui parla oggi Fausto Biloslavo nel suo reportage a pagina 15 del giornale. Dal giornale passiamo un attimo soltanto, vi chiedo scusa, dal giornale dicevo passiamo a dare un'occhiata anche alla Verità, che non ho capito bene perché intervista con Fabio Dragoni Francesca Immacolata Ciauqui sulla questione di Israele, 2 popoli, 2 stati, un'utopia, così il Vaticano illude i palestinesi. Una mia associazione è presente in Terra Santa, ecco qui il motivo per cui l'ex papessa, come l'avevano chiamata, Francesca Immacolata Ciauqui, che ha raccolto un po' di documenti interessanti sul Vaticano a suo tempo, è stata inquisita, è stata 3 giorni in carcere, accusata di aver passato informazioni rilevanti alla stampa. Comunque una mia associazione è presente in Terra Santa, gli arabi soffrono, ma è Hamas a tenerli in scacco. Sono grata a Papa Francesco, su gay e trans viene travisato, ora mi occupo di comunicazione e non ho paura dell'intelligenza artificiale. Il che naturalmente ci conforta tutti. Lasciamo la Verità con l'intervista a Claudio Borghi. Il nuovo patto di stabilità potremmo anche non firmarlo, dice il senatore leghista. Lo approviamo se ci soddisfa, altrimenti meglio rinviare a dopo le europee e negoziarlo senza più Gentiloni. La commissione Covid indagherà anche sui vaccini. La CGIL ha accettato l'abolizione dell'articolo 18, legge Fornero e Green Pass. Ora ci attacca per una manovra che difende stipendi e pensioni. Facciamo una piccola pausa delle 8, ci risentiamo tra pochissimo.
La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. E ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca. E rieccoci qui con l'intervista, dicevamo, sulla Verità al senatore Borghi, ma anche un'altra intervista, l'abbiamo citata prima, quella di Carlo Cambia e Ettore Prandini. Ci chiamano ignoranti perché pestiamo i piedi alle lobby, dice il presidente della Coldiretti, Prandini. Non sopporto che si sminuisca l'intelligenza degli agricoltori. Ora la battaglia sulla carne sintetica si sposta in Europa. Alleiamoci con i paesi del sud, dice ancora Prandini. I nostri allevamenti sono i più sostenibili al mondo. Agli ambientalisti chiedo, se finissimo fuori mercato, chi curerebbe il suolo nelle aree interne del paese? Così prendi sulla Verità. Dalla Verità ci congediamo con un'altra delle interviste del lunedì al medico Giovanni Fraiese. Il governo ci faccia analizzare i sieri. Lo studio scientifico che ha riscontrato la presenza di DNA nei vaccini va approfondito perché il genoma umano potrebbe essere stato alterato. Questo spiegherebbe il diffondersi dei turbotumori, dice Fraiese. Le pubblicazioni sugli effetti avversi aumentano. Per esempio sui disturbi mostrati mestruali delle donne, ma è come se molti medici chiudessero gli occhi, dice il professor Fraiese, che è tra i firmatari di una lettera indirizzata al Premier Meloni, al Ministro della Salute Schillaci e al Sottosegretario alla Salute Gemmato, nella quale, con altri accademici, professionisti e associazioni, chiede alle autorità di avere accesso a campioni di vaccini anti-Covid per analizzarne il contenuto in ambito accademico. Lasciamo la Verità e intanto vi segnalo sul sito openpolis.it trovate anche un grafico. Questo qui è il grafico che state vedendo di che cosa? Degli omicidi di donne da parte di familiari o ex partner. Il numero di omicidi volontari commessi da familiari o ex partner ogni 100.000 donne nei paesi europei. Il dato è del 2020. Allora, il paese in cui si uccidono più donne in assoluto è la Lettonia, 2,4 donne ammazzate ogni 100.000. Seguono la Lituania, 0,87, Croazia 0,67, Austria 0,6, Slovenia 0,57 donne ogni 100.000 vengono uccise, Ungheria 0,57, Germania 0,53, Paesi Bassi 0,45, lontanissimi dal 2,14 appunto della Lettonia, che è il paese record in Europa per omicidi di donne da parte di familiari o ex partner. E poi abbiamo la Francia, 0,43 donne ammazzate ogni 100.000, la Repubblica Ceca 0,42, Malta 0,4, l'Italia 0,3. I paesi dove si ammazzano meno donne sono Spagna, Svezia, Grecia. La Grecia chiude la classifica con 0,16 donne ogni 100.000 ammazzate da familiari, partner o ex partner. Questo per quanto riguarda i dati del 2020, nudi e crudi. Intanto, sulla questione dell'omicidio di Giulia Cecchettin, Val di Tara accoglie l'appello dell'Adrienne Cronos. Domani mattina ci sarà un minuto di silenzio in tutte le scuole del Regno d'Italia. Lo annuncia su X il ministro dell'istruzione e del merito. Invierò a tutte le scuole italiane un invito a rispettare un minuto di silenzio nella giornata di martedì, cioè domani, in onore di Giulia e di tutte le donne abusate e vittime di violenze. A proposito di Giulia Cecchettin, la sorella ha attaccato, lo saprete già, Matteo Salvini per un post, un commento sui social fatto da Salvini sull'arresto dell'omicida Filippo Turetta. La sorella di Giulia Cecchettin si è schierata contro Salvini dopo il post con cui il leader della Lega ha commentato l'arresto dell'ex fidanzato. Turetta è stato fermato in Germania. Ebbene, bene anzi, ha scritto Salvini. Se colpevole, nessuno sconto di pena, carcere a vita, ha scritto il ministro Salvini. Ministro dei trasporti che dubita della colpevolezza di Turetta perché bianco, perché di buona famiglia.
Anche questa è violenza di Stato, ha scritto Elena Cecchettin, sorella di Giulia, in una storia su Instagram. Nella storia Salvini viene definito ministro, il cui partito, insieme a Fratelli d'Italia, che però ha scelto l'astensione, a maggio ha votato contrariamente alla ratificazione della Convenzione di Istanbul. Così, nel caso voleste altri motivi per comprendere quanto il femminicidio sia un omicidio di Stato. Dopodiché Salvini, dopo che la sorella della vittima ha scritto questo, ha riscritto, è tornato sul tema con un nuovo post. Per gli assassini, ha precisato Salvini, carcere a vita con lavoro obbligatorio. Per stupratori e pedofili di qualunque nazionalità, colore della pelle, stato sociale, castrazione chimica e galera. Questo propone la Lega da sempre. Speriamo ci sostengano e ci seguano finalmente anche altri. Ovviamente, come prevede la Costituzione, dopo una condanna stabilita in tribunale, augurandoci tempi rapidi e nessun buonismo, anche se la colpevolezza di Filippo pare evidente a me e a tutti, scrive il vice premier in un messaggio in cui sembra rispondere anche alla polemica sollevata dalla sorella di Giulia Cecchettin, scrive la DN Cronos. La sorella, peraltro, ha scritto una lettera al Corriere della Sera. Il Corriere della Sera la pubblica oggi. La sorella della vittima, la sorella di Giulia, che ha trovato molto tempo, diciamo, per seguire anche il lato comunicativo social dell'omicidio della sorella. La sorella di Giulia, Elena Cecchettin, scrive sul Corriere della Sera, il Corriere pubblica oggi a pagina 6, Turetta, cioè l'omicida di sua sorella, viene spesso definito come mostro e invece mostro non è. Un mostro è un'eccezione, una persona esterna alla società, una persona della quale la società non deve prendersi la responsabilità. E invece la responsabilità c'è. I mostri non sono malati, sono figli sani del patriarcato, della cultura dello stupro. La cultura dello stupro, scrive la sorella della vittima al Corriere della Sera, è ciò che legittima ogni comportamento che va a ledere la figura della donna, a partire dalle cose a cui talvolta non viene data importanza, ma che di importanza ne hanno e come il controllo, la possessività, il catcalling. Ogni uomo viene privilegiato da questa cultura. Viene spesso detto non tutti gli uomini no, ma sono sempre uomini. Nessun uomo è buono se non fa nulla per smantellare la società che li privilegia tanto. È responsabilità degli uomini in questa società patriarcale, dato il loro privilegio e il loro potere, educare e richiamare amici e colleghi non appena sentano il minimo accenno di violenza sessista. Ditelo a quell'amico che controlla la propria ragazza, ditelo a quel collega che fa catcalling alle passanti. Rendetevi ostili a comportamenti del genere accettati dalla società, che non sono altro che il preludio del femminicidio. Il femminicidio, scrive Elena Cecchettin, sorella della vittima, della ragazza uccisa, Giulia. Il femminicidio è un omicidio di Stato, pagina 6 del Corriere della Sera di oggi, perché lo Stato non ci tutela, non ci protegge. Il femminicidio non è un delitto passionale, è un delitto di potere. Serve a un'educazione sessuale, affettiva, capillare, serve un'educazione sessuale, affettiva, capillare, serve insegnare che l'amore non è possesso. Bisogna finanziare i centri antiviolenza, bisogna dare la possibilità di chiedere aiuto a chi ne ha bisogno. Per Giulia non fate un minuto di silenzio, per Giulia bruciate tutto, è l'appello della sorella della vittima, pubblicato sul Corriere della Sera di oggi. C'è l'intervista poi sul Corriere al ministro della giustizia, Nordio, faremo una guida per riconoscere tutti i segnali spia. Nuove norme sono utili ma non risolutive. Bisogna informare i maschietti, li definisce così il ministro Nordio, dei rischi che corrono. Il problema è anche la sciatteria etica di questa generazione. Sulla repressione noi abbiamo dato il segnale che lo Stato c'è, ma la soluzione transita da una forma di rieducazione dei giovani e degli adolescenti su questo tema per renderli consapevoli dei loro doveri verso le coetanee. Occorre agire anche sui genitori. Oggi ai ragazzi si concede molto, nelle scuole dove ogni giudizio negativo è visto come un'aggressione e nelle famiglie dove si assecondano anche le loro inclinazioni più eccentriche. Da magistrato ne ho visti tanti di violenze e femminicidi, ma mai come quello di Giulia Cecchettin, perché il tempo trascorso mi induceva a pensare
a una conclusione tragica, dice il ministro Nordio. L'alternativa doveva essere una fuga d'amore, non mi sembrava che ci fossero premesse ottimistiche. Non ho gli atti, ma leggo che non c'erano stati accessi di gelosia o violenze. Quella sera sembrava fossero andati a mangiare insieme da amici, poi è scattata la molla di una violenza inconcepibile, come l'ha ben definita Giorgia Meloni. Mercoledì sarà varata una nuova legge. Le leggi sono tutte utili, ma nessuna risolutiva, osserva Nordio. Misure sono state adottate dai governi precedenti e anche dal nostro. Sulla repressione abbiamo dato il segnale che lo Stato c'è, ma la soluzione transita da una forma di rieducazione su questo tema. Ho trovato grande competenza fra magistrati e polizia giudiziaria. Più che formare gli agenti, occorre formare le persone. Il mio ministero su questo prepara un'iniziativa. Come nella mafia esistono i reati spia, così nei femminicidi ci sono atteggiamenti spia, sintomi di un possibile aggravamento di violenza, che nel caso specifico pare non ci fossero. Comunque, Transeat, prepariamo un opuscolo con una grafica molto comprensibile da diffondere in scuole, social, posti di lavoro. Per spiegare cosa? Ciò che ieri poteva sembrare galanteria, insistenza, messaggi social, può essere invece la spia di una futura violenza. Occorre informare anche i maschietti dei reati prefigurati e dei rischi che si corrono con certi comportamenti, perché l'addensamento di questi reati mi fa pensare anche a una sorta di emulazione. Così il ministro Nordio nell'intervista al Corriere della Sera. Su Libero c'è un'intervista sul tema al poeta e scrittore Davide Rondoni, ma quale maschilismo? Il tema è il disagio. L'antidoto è l'educazione alle relazioni. Abbiamo lasciato i nostri figli in balia di social e televisione. Tra l'altro Valditara, il ministro dell'istruzione e del merito, ha annunciato un'ora appunto alla settimana di educazione in questo senso. Su Libero c'è anche l'intervista a Laura Ravetto, deputata della Lega, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità. La legge c'è già, è la mia, il PD ora la voti. Il Carroccio ha presentato una proposta che introduce nell'ora di educazione civica il rispetto per le donne. Su Repubblica la questione è inquadrata così, a pagina 10, nelle scuole arriva l'ora per educare alle relazioni e il ministro Valditara vuole in aula psicologi e influencer. Influencer perché naturalmente gli insegnanti non contano nulla, non hanno nessun peso e quindi bisogna chiamare gente da fuori. Nelle scuole, mercoledì le linee guida per il contrasto alla violenza di genere, 3 mesi di corsi alle superiori per insegnare anche le conseguenze penali, una campagna di comunicazione anche con gli sportivi e gli influencer. Le lezioni, il progetto Valditara, secondo Repubblica, prevede un'ora a settimana di educazione alle relazioni in orario extracurricolare per 3 mesi all'anno. Gli studenti vengono divisi in gruppi di discussione moderati da docenti formati con brevi corsi studiati con l'ordine degli psicologi. L'attività educativa dovrebbe fondarsi su 10 concetti chiave, per esempio un no è un no. Le parole sono pietre e non rinunciare a denunciare. Poi c'è il disegno di legge che sarà votato in via definitiva mercoledì nel solco del codice rosso per tenere lontani stalker e violenti al verificarsi di alcuni reati spia. Il testo rafforza gli strumenti di prevenzione della violenza, l'ammonimento, il braccialetto elettronico e prevede l'arresto in flagranza di ferita. Tempi stringenti per la valutazione del rischio da parte dei magistrati. Viene favorita la specializzazione sul campo di pubblici ministeri e operatori, così Repubblica, sulle scuole dove arriva l'ora per educare alle relazioni e sul disegno di legge sui femminicidi che verrà votato mercoledì. Intanto l'attrice e da poco anche regista Paola Cortellesi sta guidando l'onda della protesta. Gli artisti uomini tutti ben pensanti dicono adesso tocca a noi, dallo scoramento di Mannoia al basta di Laura Pausini, c'è Chiara Ferragni, ci sono tutti, Federica Pellegrini, Claudio Marchisio, Piero Pelù e compagnia. Mi vergogno di essere uomo, dice Piero Pelù, siamo tutti da rifare. Laura Pausini ha condiviso lo slogan Educa tuo figlio e ha detto basta. Il cantautore Francesco Renga ha scritto sui social Giulia ti chiedo scusa, lui in persona e tanta altra bella gente bene intenzionata, molto bene intenzionata. Nel frattempo, già che siamo sul Corriere della Sera, cambiando completamente argomento, la Lega si sta allargando troppo e Fratelli d'Italia comincia a mettere i puntini sulle i. Fratelli d'Italia apre il fronte
dei territori. Dal Trentino alla Sardegna il centrodestra sta litigando sul riequilibrio dei pesi e delle strategie. Lite, insomma, fra Forza Italia, no, più che Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega sulle candidature nelle regioni. Mentre i partiti hanno le casse vuote per le europee e candidarsi costa almeno 50.000 euro. È alla portata di tutti, eh? Tutti i poveracci, i rappresentanti del popolo possono candidarsi se hanno 50.000 euro in sacchetta. E caccia alle donazioni. Salvini ai suoi ha chiesto di raccogliere almeno 30.000 euro a testa a candidato. Nel PD pesano 119 addetti del partito. In sostanza i partiti hanno le casse vuote. Viva la democrazia. A proposito di numeri, invece, su Repubblica Affari e Finanza, in primissimo piano, c'è un interessante articolo di Filippo Santelli alle pagine 2 e 3, è il servizio d'apertura di copertina sull'allarme occupazione alla luce della demografia in Italia, un doppio gap che lascia l'Italia senza lavoratori. I figli del boom economico stanno per andare in pensione e non ci sono giovani a sufficienza, in particolare nelle fasce meno specializzate. Così Repubblica Affari e Finanza. Gli inattivi sono una risorsa parziale, l'unica soluzione può venire da un aumento dell'immigrazione, sempre che si superino i problemi politici. Adesso chiedo a Giulio Cesare Carnelli, dalla regia, di fare una piccola pausa musicale e poi ci mettiamo in collegamento con Maurizio Bolognetti e con Mattia Feltri. Tra pochissimo, è un minuto ancora e poi facciamo qualche minuto di musica giusto per staccare un attimo, per tirare il fiato. Vi segnalo nel frattempo, poi ci torniamo sopra dopo le 8:30 ai vari articoli che stiamo segnalando. L'articolo di Federico Punzi su Atlantico Quotidiano a proposito degli ostaggi israeliani nell'ospedale al-Shifa. Nessuno sapeva? È la domanda molto retorica. Scandalo, ONU e Croce Rossa. La prova nei filmati delle telecamere interne. Quando l'ONU, l'UNRWA, cioè l'Agenzia dell'ONU per i Palestinesi, la Croce Rossa, quando saranno chiamate a rispondere di ciò che non hanno saputo o voluto vedere? Punto di domanda. Intanto, altro sondaggio, quello di prima nelle università italiane è sconvolgente per molti versi, il 50%, il 46%, lo scrive il Corriere della Sera, sondaggio dell'Istituto Cattaneo, 46% degli universitari italiani ritiene che Israele uguale Hitler, uguale nazisti. Forse fa meno impressione che l'80% dei palestinesi approvi i massacri di Hamas. Il sondaggio è di Aurad, commentato da Leone Grotti su tempi.it. Sondaggio sconvolgente, oltre l'80% dei palestinesi approva i massacri di Hamas, che dimostra che a Israele non basterà smantellare Hamas per vivere in sicurezza, va disinnescato l'odio che alimenta il terrorismo. Il sondaggio è stato condotto da Aurad con la W, AWRAD. Che cos'è? È un istituto di ricerca e sviluppo dell'Università del Mondo Arabo, situata nella città Bir Zait, a nord di Gerusalemme, in Cisgiordania. Questo sondaggio dimostra che a Israele non basterà sconfiggere Hamas. L'80%, oltre l'80% dei palestinesi approva i massacri di Hamas. Ci fermiamo per un paio di minuti, 2 o 3 minuti. A tra poco.